Il protagonista della giornata è stato il campione italiano di latte art Andrea Antonelli, che ha deliziato il pubblico con la creazione di splendidi cappuccini decorati. Andrea ha dato la dimostrazione delle varie tecniche di montatura del latte, delle nozioni chimiche relative al latte e al caffè, delle varie attrezzature utilizzate e delle tecniche di degustazione del caffè nella fase visiva, olfattiva e degustativa. Ha curato inoltre anche la parte tecnica della manutenzione della macchina da caffè, dando i giusti consigli per una corretta sanificazione della macchina utilizzando i prodotti della Pulica. Cosa perché ha messo insieme più aziende, è una cosa difficile da fare, ha messo insieme più aziende, queste aziende non si stanno confrontando ma stanno un po' trasmettendo a loro modo di vedere e anche in base alle diverse regioni d'Italia, perché vedo che non c'è solo la Sicilia presente, usi e costumi e modi di agire, e questo sicuramente è una comunicazione, un aumento della comunicazione e sicuramente porta dei benefici. La cultura del caffè in Italia nasce essenzialmente dalla conoscenza del caffè, quindi non confondiamo quello che è l'espresso. Il nostro consumo di espresso è ben che diverso dalla parola caffè. E noi oggi stiamo appunto vedendo sotto diverse forme, sotto l'espresso, sotto il cappuccino in latte art, quindi per divulgare un po' quella che è l'informazione cerchiamo di, attraverso delle strategie, attraverso del marketing, attraverso i nostri baristi che sono qua con noi oggi, di riuscire a proporre al cliente qualcosa di innovativo. Il consigliere nazionale Adriano Del Gaizo della FIB, Federazione Italiana Barman, in collaborazione con il suo team, ha presentato i programmi e le finalità della federazione, soffermandosi in particolare sulla promozione del bere consapevole. Manuel Sakai si è cimentato nella preparazione di cocktail e delle tecniche di mescita e presentazione. Solo 15 anni che siamo nel settore, anche se siamo anziani del mestiere, siamo tutti vecchi barman di molta esperienza, però ci siamo staccati dalle associazioni classiche per formare una nostra che è un pochino più, come vi ho fatto vedere, a 360 gradi, per abbracciare un po' tutte le varie situazioni. Quello che ci unisce è appunto l'esperienza e l'amore per questo settore, per questo lavoro. Ci siamo diversificati appunto perché, avendo una certa esperienza, però ci piace sempre il lavoro sul classico, il vero lavoro del barman, del piano bar, degli alberghi, il lavoro che va fatto con amore. Però siamo nel 2000, siamo avanti, noi siamo un po' i vecchi, diciamo, e quindi abbiamo dato spazio a questi giovani con questi nuovi sistemi di bar, di lavorare, non trascurando, cercando di unire la nostra esperienza con lo spettacolo, con questo nuovo modo di essere in discoteca. La manifestazione è proseguita con uno show flair bartending, eseguita da Graziana Urnia e da Marco Poidomani della sezione AIBES, Associazione Italiana Barmen e Sostenitori Sicilia. È un metodo americano riservato per il settore bar, serve per spettacolarizzare
un po' di più e per attrarre gente e per velocizzare il servizio nelle discoteche o comunque dove c'è molta più confusione. In ogni caso, per far divertire il pubblico. Lo scopo professionale è quello di istruire bene i ragazzi della scuola preghiera, tutti i giovani in generale, di insegnare a bere bene, poco alcolico per evitare incidenti stradali. Nel corso della giornata sono state offerte le cornie a base di caffè dalla pasticceria Brancato. Nel contesto del caffè, amaro, dolce, salato, si è potuto degustare dei bignè chantier di caffè, biscotti morbidi di cappuccino e una prelibata arancina al caffè. Inoltre si è potuto apprezzare una crema fredda al caffè offerta dalla ditta Eurogel. Nella zona riservata al vending, sponsorizzata dalla DAS, distributori automatici siracusani, erano presenti distributori automatici di bevande calde e fredde. Agli ospiti sono stati offerti stuzzichini, bevande e caffè Covim miscela oro crema. Il servizio hostess e il servizio in sala sono stati garantiti dagli alunni dell'Istituto Alberghiero di Siracusa Federico II, coordinati dai professori Gaetano Bongiovanni, Benedetto Guidera, Antonino Vasquez, Nunzio Intagliata, dagli alunni dell'Istituto Alberghiero di Lentini Alfio Moncada, coordinati dal professore Vincenzo Moncada, il quale ha curato il servizio Break Finger Food, con abbinamento dei vini Fania e Fanus delle cantine Gulino. L'approccio dell'ONAV al vino è un po' diverso rispetto a quello di altre associazioni perché noi siamo degli appassionati di vino, non lo facciamo per mestiere, l'assaggiatore non siamo sommelier come generalmente si usa confondere. Noi facciamo uno studio organolettico del vino attraverso 18 lezioni teorico-pratiche, noi spaziamo dallo studio della vite al vino in tutte le sue sfaccettature e con l'ausilio di una scheda tecnica che ci permette di dare un esame oggettivo del vino che noi analizziamo. Quindi noi non serviamo il vino nelle sale ristoranti, ma siamo persone che facciamo tutt'altro nella nostra vita, però abbiamo come tutti unico punto di unione la passione per il vino. La giornata è terminata con la consegna delle targhe ad Andrea Antonelli, alla pasticceria Brancato e alla direzione dell'Hotel Mercury Prometeo di Siracusa. Sono stati consegnati gli attestati, le medaglie e i pacchi dono offerti dalla Bel Caffè ai barman che hanno preparato i cappuccini decorati. Orazio Scalia, Giovanni Longo, Giuseppe Candida, Gaetano Giudice, Dario Siciliano, Cristian Mangiafico, Elena Coriglione. Altri attestati sono stati consegnati agli sponsor e agli alunni dell'Istituto Alberghiero Federico II di Svevia di Siracusa e agli alunni dell'Istituto Alberghiero di Lentini e alle associazioni professionali presenti all'evento. Gaetano Bongiovanni ha salutato e ringraziato il pubblico, gli sponsor e le associazioni, dando un arrivederci alla prossima edizione. La manifestazione ha avuto risalto sulla stampa locale e nazionale e sulle principali emittenti televisive locali, riscuotendo grande successo. An awful lot of coffee, man, they got a gang of coffee in Brazil.